dialoghiamo col privato e cerchiamo di trovare una soluzione d'equilibrio per il quartiere. È finita come doveva finire, con la maggioranza quasi compatta, assenti i consiglieri di Forza Italia. Il piano urbanistico attuativo invariante al piano degli interventi in via Vittorio Veneto è passato alla fine di un dibattito anticipato dalla presentazione della petizione firmata da oltre 800 cittadini contrari alla realizzazione di un supermercato, l'ennesimo, nell'area ex Agip. Signor Sindaco, ritiri la delibera per il bene comune della cittadinanza. Se voi oggi, signori consiglieri, approverete la variante al punto 10, dovrete avere il coraggio di assumervi la responsabilità politica ed amministrativa di guardare negli occhi le persone che hanno firmato la nostra petizione e con questo dovete avere il coraggio di dire a tutti quanti i firmatari, guardandoli negli occhi, che la volontà popolare dei cittadini non è stata accolta, ma brutalmente calpestata e che per questa amministrazione la volontà delle persone non vale assolutamente nulla. Di fronte ai cittadini presenti al dibattito dai banchi dell'opposizione la richiesta di restituire al Consiglio Comunale la dignità senza giocare con atti e le parole, ha detto Francesco Rasera Berna di Insieme per Belluno Bene Comune, e di dichiarare preminente l'interesse pubblico che non può essere posposto all'interesse privato, ha affermato la consigliera Claudia Bettiol del PD. Chiarezza è stata fatta sulla oramai famigerata delibera del Consiglio Comunale dell'amministrazione Massaro, provvedimento sofferto e controverso, approvato in maniera trasversale nel 2022 e il cui dispositivo riguardava la rigenerazione di quell'area, che non ha aumentato la volumetria già prevista dalle norme del piano casa permanente della Regione del Veneto. L'ha rivendicato con fermezza l'ex sindaco Jacopo Massaro. Se passa questa delibera sarà una giornata nera per questa città e per i cittadini che se ne ricorderanno a tempo debito, la pietra tombale del centro-destra bellunese, ha detto la capogruppo del patto Sandra Mella, alzando un muro definitivo con la maggioranza. L'assessore Paolo Gamba si è opposto alle pressioni politiche. Senza variante il supermercato si sarebbe potuto realizzare. Il tema si è posto quando la proprietà ha chiesto spazi ex novo all'interno della medesima area non destinati alla vendita. Al privato oggi l'obbligo imposto di un contributo compensativo di 1.400.000 euro per la realizzazione delle opere di urbanizzazione accessorie, oltre a un contributo compensativo pari a 189.000 euro per la realizzazione della rotatoria davanti al Don Bosco.